Gennari. Chi hai sto ci guarda? Eppure se tu volessi ricordare che Gesù Cristo fu messo in croce e perdonai a quelli che l'ha ceretta, ma avessi già perdonato. E allora ne parlammo troppo che sei morta. Ma io già sono morta. E sta morto non ti cerca assai, ma solamente un poche luci. Gennari, ti prego, fammi tornare a casa con mamma e no. Dai, se che non è bella per chi la vera camminza. Assettati. Dimmi perché tu non vieni a casa. Ho lasciato tuo marito. Sì, mi sta domandando. Non mi vorrà niente più, né per me né per la creatura. E non sa più come già fa. Mamma che lo poco che mi dà, ci spenga la creatura. Qualche cosa per me non ce la faccio più. Quando sbagli hai fatto 30 abitatori. Non mi è voluto mai stare a sentire. Certo che sei stato pure sfortunato, perché il povero guaglione che ha muretto a mare, se non aveva che la sfortuna, certamente ti avesse sposato. E io perciò ti perdonai. Ma quello che hai fatto la seconda volta no. Ma ti sposa nomma senza decoro, non sfaticato di guadore, nomma che si verranno acciso in terra nessuno sugli anni, che sta no, non viene da perdono. Meraviglia solamente come non ti ha messo a fare. Ma io tengo una figlia. E i figli non vogliono sapere quando sono piccerille che mestiere fa pato a mamma. Perché vanno a mangiare? Perché hanno a mangiare? E io? E poi non gli offrono in coppa un marciapiede che ti sto implorando. Ah, ma non lo pensa nemmeno. Perché dacci adesso? Mamma! Ehi, Maria. Maria, mamma. Io non si nega. Sì, Gennari, perché fai gli anni pure tu a mamma? Mariteo, sì. A Marella tua mi sta facendo gli anni che sono 10 anni. Ma perché tu a mamma mia non la vuoi bene? Io sono piccerello e non posso capire tante cose. Però l'ho capito che la colpa è tutto questo. Sono io. Sono io. Sì, tu. E perché sei tu? Perché mamma mi faceva venire un mondo senza un padre. E dopo ho già avuto un padre che non mi va bene. Mi maltratta, mi odia. E mi dice solamente, Maria, cresciamo presto. A così comincia a faticare e ci porteremo a casa. Aspetta che ti fai grossa, eh? E tu? Tu non ti sei ancora ribellata, eh? Amato, sei decisa. Ho lasciato tuo marito. Sì. E allora sentimi buono. Vattene a casa, piglia la roba e vattene a tua mamma. Ma bada che l'uomo per te è morto. Non esiste più. Sì. Da oggi in poi voglio campare solo per mamma, per te e per figliarella mia. Gennari. Ehi, mamma. Figlio mio, sei venuta a casa e non mi hai trovata, mamma? Ma tu sai la messa. Mamma, che ti stai giustificando a fare? Non ti sto dicendo niente. Ah, ma oggi riesco a mangiare con noi. Io vedo, Gennari. Sì, mamma.
Ma no, ti ringrazio. Tenga un figlio d'oro, un figlio d'oro. Mo ci andiamo a bere, mi facciamo soldi, mamma. Io devo venire a casa, siamo, mo tengo un appuntamento. Appena mi sono liberato vengo. Vieni a presso a mamma. Vieni a nonna, vieni. Scusate, Gennaro fa della tele, dentro? No, non mi si va settato a casa, era arrivato il momento all'angolo, posso poter vedere. Grazie. Prego. Che bella femmina. E chi è questa? È la fidanzata di Don Gennarino. Niente di mio. Mio cognato te ne sta innamorato. Va, Fortuna, va. Ho sentito che cercate Gennaro. Io sono il cognato. Prego, accomodatevi. Vi posso offrire qualcosa? No, grazie. Siete molto gentile. Signorina, voi non mi conoscete, ma per me il no non esiste. Andiamo, pigliate cocco. Vi ringrazio, ma ero venuta per cercare Gennaro. Buonasera. In acqua, devo scappare. Meglio di mette paura. Lasciatemi, io devo andare, lasciatemi. E come si è fatto a lasciare? Se che sto tu sono due calamiti. Lasciatemi, io appartengo a E Gennaro. ossacci! Le femmine e Gennaro sono pure meglio. Oh, io non sto Lasciatemi, no! Beh, tu! Lascia sta signorina. Cerca la scusa e vattene. È come si esagera. Io cerco scusa una femmina. Ma ti rendi conto chi sono io? Si non mi merda. Aiz. Ringrazia sta signorina, perché viermo come te vanno scamazzata in terra. Ma prima che te ne mai ti voglio dire una cosa. Non torna mai più a casa di sorma. Perché da oggi in poi resta con me e si a piccerella per sempre. O che la mia moglie? Che ella non tem niente più. Vuoi capire, Salvatore? Ma come possono accadere queste cose? Che pure succedono. Ma non è tuo cognato? Già. Anzi, dicimmi che non sbaglia di mia sorella. Tu che fai qua? Non dovevi partire? Non sono partita più. Ero andata alla stazione. Non ho avuto il coraggio di salire sul treno e sono tornata indietro. E allora? Ho fatto finalmente la mia scelta. Resto con te per sempre. Mi fai felice, Barbara. Ma sei sicura di non sbagliare? Sì. Bene. Fai una cosa, vai a casa di mia madre. Appena posso ti raggiungo, va bene?
con la cavaglione. E già fine.